Il neo ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha assunto la prima decisione ufficiale bloccando in mare 2 navi cariche di oltre 400 persone e impedendo loro di attraccare in Italia a Porto Sicuro, più vicino. L'obiettivo del Viminale è quello di bloccare i migranti prima ancora che partano. Per farlo sarà necessario stringere intese con i paesi d'origine. Per il futuro, afferma il ministro dell'Interno, la linea sarà puntare a che non ci siano navi che trasportano migranti nel Mediterraneo. I flussi migratori vanno governati concedendo quote di flussi di ingresso regolare. Non possiamo consentire continui sbarchi con tragedie. La linea che intende seguire sull'immigrazione prevede l'intensificazione dei rapporti con i paesi di provenienza, ma anche di transito dei migranti, Libia e Tunisia su tutti, e stretta collaborazione con i partner europei per affrontare con politiche comuni un tema che nessuno Stato può gestire da solo. L'Italia chiederà ai partner europei di farsi carico, come lentamente sta cominciando ad avvenire grazie all'ultimo accordo di redistribuzione cui hanno aderito 16 Stati membri, dell'accoglienza di una parte dei migranti che sbarcano in Italia. E per quanto riguarda le ONG ha informato le 2 ambasciate degli stati di bandiera Norvegia e Germania sulle condotte delle 2 navi Ocean Vikings e della Humanity One, attualmente in navigazione nel Mediterraneo. Non sono in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale. Le condotte saranno valutate ai fini dell'adozione da parte del titolare del Viminale del divieto di ingresso nelle acque territoriali.